Apindustria discute di Veneto City a Dolo, fuori la protesta tra volantini, pane e persino un orto, posizioni distanti sul nuovo insediamento. Polemiche anche e ancora in relazione al progetto di Veneto City, il megapolo del terziario che dovrebbe sorgere tra Dolo e Pianiga nel veneziano. Proteste anche qui arrivano da Dolo. Fuori prodotti della terra, soprattutto ortaggi e fiori accompagnati da manifesti e striscioni. Dentro l'Assemblea Generale di Apindustria Venezia con tavola rotonda su Veneto City. Il Cinema Italia a Dolo come un fronte di guerra. Di qua chi è a favore del progetto del megapolo del terziario o comunque non lo osteggia e di là chi è nettamente contrario e lo dimostra con un orto urbano di protesta. Un orto urbano per dire che la terra vale molto di più del cemento. Noi chiediamo che questo progetto Veneto City venga bloccato, venga stralciato, perché è un modello questo che ha portato alla crisi che stiamo vivendo noi. Veneto City, secondo la protesta, è cementificazione. Voi cosa rispondete? Noi rispondiamo che Veneto City è un uso intelligente, sostenibile e razionale del territorio. In strada comitati cittadini e associazioni ambientaliste distribuiscono volantini e pane. Questo è il pane che è panificato con il frumento di grano tenero coltivato nelle terre dove dovrebbero fare Veneto City. Noi non vogliamo ulteriore consumo del suolo, noi preferiamo che il suolo venga utilizzato per produrre farina. Dentro il cinema Apindustria prosegue i suoi lavori. Non siamo per ora né favorevoli né contrari al progetto, sostiene il presidente. Noi ancora non conosciamo il progetto ed è per questo che abbiamo offerto una finestra informativa. Se il progetto ci piacerà avrà il nostro appoggio. Intanto tra sindaco di Dolo e comitati continua il muro contro muro. Non è una cementificazione e non è un centro commerciale, cioè se cominciassimo a capirci su di cosa stiamo parlando, forse tanti mal di pancia non ci sarebbero più. Non vogliamo questo mostro, non ne abbiamo bisogno, vogliamo preservare la terra.